Giornata di festa quella di ieri a Ravanusa in occasione della visita del ministro tedesco Heiko Maas. Ad accoglierlo centinaia di studenti e componenti della comunità di Ravanusani in Germania. Diverse le tappe che il ministro e il suo staff hanno fatto a Ravanusa, arrivo puntuale alle ore 13, visita al monumento Sulbach, quindi al municipio, e passeggiata del ministro lungo la piazza Crispi, Corso della Repubblica. Durante la strada il ministro si è fermato con gli alunni di varie scuole che hanno anche voluto immortalare la storica visita, quella di un esponente del governo tedesco a Ravanusa, cosa che non avviene tutti i giorni, visita che tra l'altro ha coinciso con la giornata dell'Europa. Prima del discorso e dei saluti ufficiali, il ministro Massa ha piantumato un alberello in via Mamiani con una targa a ricordo, concitata una scritta di Goethe: l'Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna, è in Sicilia che si trova la chiave di tutto. Quindi la dedica a perenne ricordo della visita del ministro degli affari esteri della Germania, Heiko Maas. A seguire la cerimonia conclusiva in piazza Primo Maggio con l'esecuzione dell'inno nazionale di Mameli e quello tedesco, il saluto del sindaco Carmelo D'Angelo e quello del ministro che ha ribadito che la Sicilia non è sola con le sue sfide sociali. Al termine un breve aperitivo con delle prelibatezze nostre siciliane offerte ai presenti, preparati dal bravo chef la mattina. Per noi è stato un momento storico avere il ministro degli esteri tedesco a Ravanusa, segno di amicizia con uno Stato con cui bisogna dialogare perché siamo all'interno della comunità europea e dobbiamo crescere assieme. Oggi questa visita è stata molto importante, la cittadina ha partecipato e credo che sia un momento che Ravanusa ricorderà per tanto. È stato piantato un alberello con una bella dedica. Sì, abbiamo piantato un alberello che ci è stato donato dal Ministro, abbiamo voluto scrivere una frase del poeta Goethe dove ricordiamo che la Sicilia è la chiave di tutto e quindi, come diceva lui, per capire l'Italia bisogna venire in Sicilia, ed è quello che oggi ha fatto il Ministro degli Esteri. Anche la comunità ravanusana in Germania ha ben accolto il Ministro. La comunità ha accolto sia quella che era presente a Ravanusa, ma ho ricevuto tanti messaggi anche dai tedeschi compaesani che si trovano in Germania, dai ravanusani che si trovano in Germania, erano molto entusiasti della presenza del Ministro, è una testimonianza di amicizia fra le due nazioni. Ja, ich bin sehr berührt über die Art und Weise, wie ich hier von den Bürgerinnen und Bürgern empfangen worden bin. Mi ha molto commosso l'accoglienza che mi è stata riservata dalle cittadine di Ravenusa. Noi molto spesso in Europa parliamo spesso dell'Europa, ma la cosa migliore è quella di parlare con i cittadini europei. Io l'ho fatto, mi ha reso molto felice, mi ha commosso, mi ha onorato. Uno degli obiettivi è quello di dare una prospettiva professionale ai giovani in Europa, nei loro propri paesi, e per questo ci adopereremo e mi adopererò in futuro.